Bomba sul mercato. Si chiude ufficialmente un'epoca e con essa un'opportunità che il destino, e forse il pregiudizio, ha impedito di realizzare a Napoli. Il leggendario Luka Modric lascia il Real Madrid, come annunciato dallo stesso club con un comunicato che sta entusiasmando il mondo del calcio. Dopo 12 anni passati a vestire la maglia bianca con classe, intelligenza e titoli, il croato se ne va come il giocatore più vincente della storia madridista, con 28 trofei. Ma quello che quasi nessuno sa è che Modric avrebbe potuto essere un giocatore del Napoli. Sì, avete capito bene. E questa storia, ora rivelata da un ex dirigente del club, fa venire la pelle d'oca a tutti i tifosi. Prima di raccontarvela, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché la storia che stiamo per raccontarvi avrebbe potuto cambiare il destino del Napoli, e dello stesso Modric. Tutto accadde negli anni in cui Pierpaolo Marino era direttore generale del Napoli. Il club non era ancora tornato in Serie A, ma già guardava al futuro con occhi ambiziosi. È in questo contesto che Marino individuò 3 talenti che oggi sono vere e proprie leggende del calcio mondiale: Luka Modric, Robert Lewandowski e Klaas-Jan Huntelaar. Tutti e 3 erano accessibili, le trattative erano in fase iniziale, ma lo stigma del Napoli pesava molto. Marino si è sfogato, avevamo ragione. Modric, Lewandowski e Huntelaar. Ma siccome non eravamo ancora in Serie A e si scrivevano cose indecenti sulla città, abbiamo perso queste occasioni. Non so se riesco a spiegarlo. Non male, eh. E no, non è affatto male. È stata l'occasione d'oro per trasformare il Napoli in un gigante europeo. Anche prima della rinascita avvenuta con De Laurentiis, Cavani e Higuain. Ora il nome di Modric torna sotto i riflettori, non più come promessa, ma come leggenda che si appresta a percorrere una nuova strada. Secondo Fabrizio Romano, sarà azionista di minoranza dello Swansea City, nella seconda divisione inglese, e sta studiando un possibile accordo con l'Inter Miami, dove giocherebbe al fianco di Lionel e Messi. Nel frattempo, il mondo dice addio a una leggenda. Il Real Madrid ha scritto nel suo comunicato: Modric è uno dei soli 5 giocatori nella storia ad aver vinto 6 Champions League. Il giocatore con più titoli in 123 anni di storia. Una frase che riassume la grandezza di una stella che ha fatto del centrocampo il suo regno. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, immaginavate che Modric arrivasse quasi a vestire l'azzurro? Pensate che il Napoli sarebbe salito di livello se questo trio si fosse concretizzato? Commentate qui sotto, condividete questa storia con i tifosi e, ovviamente, ringraziateci per aver supportato il canale e per continuare a ricevere le storie più impressionanti sul nostro Napoli e sul calcio mondiale.